Ha sempre detto che la partita dell'autonomia è una no-fly zone, cioè è l'autonomia di tutti. Penso che 2.373.985 veneti che sono andati a votare non abbiano colore politico, non siano andati con la tessera di partito, non siano andati con idee particolari e ideologie, ma siano andati per il Veneto, perché questo Veneto sia migliore. Qual è il merito non nostro, ma dei veneti? Di aver inaugurato una nuova stagione, che è quella del regionalismo, che è quella dell'autonomia, che è quella dell'applicazione del famoso comma terzo dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede tutta una serie di possibilità per le regioni che volessero andare a trattare e chiedere a Roma di portare a casa nuove competenze e risorse, c'è 119, e risorse collegate. Allora guardate, questa è una partita epocale. Da qui nasce un nuovo corso, che è un nuovo corso che viene colto dalla Lombardia, che è un nuovo corso che viene colto, sempre rispettoso della Costituzione, dall'Emilia Romagna, ma viene colto dalla Campania, ma viene anche sicuramente affrontato dalla Liguria, che l'ha già annunciato, dal Piemonte e così via. Vediamo dopo 17 anni la possibilità reale di pensare a competenze e risorse relative per le regioni che lo chiedono.